Sì, sì, sono d'accordo di rinunciare purché si raggiunga questa pace, perché il nostro condizionatore con una bomba c'è, c'è tanta differenza e quindi per me sì, sono ben disposto. Lei è disposto a Certo, rinunciare? anche se non è sufficiente, credo, però se fosse necessario lo farei. Sicuramente fare economia senz'altro, nel senso venire incontro a una situazione critica sicuramente va fatto. Bisognerebbe, sì, Sei disposto senza problemi? ma senz'altro il sacrificio si fa per il bene comune. La pace naturalmente. Quindi siamo disposti a rinunciare anche a questo? Diciamo che qualcosa bisogna fare purtroppo. Sono sempre cose che fanno male un po' a tutti, però non si può lasciare nemmeno a quella gente in quegli stati là. Beh, certo stiamo vivendo un clima particolare, quindi immagino che anche i governanti si lascino andare a delle affermazioni forti. E Draghi ha dimostrato già più di un'occasione di dare un impulso a tutto il popolo, diciamo così, quantomeno è in controtendenza ai governanti precedenti. Per cui siamo in tempo di guerra, a certe affermazioni le possiamo anche sopportare. Non parlo, non Perché? voglio parlare per cortesia. Perché è una provocazione sciocca. Non è giusto parlare così. A Valle Apache sì, senz'altro, ma il condizionatore lo tiro via a lui, me lo dà a me. Ma con quello che costa adesso l'energia elettrica, il condizionatore non lo accenderemo più sicuramente. Sì, deve cominciare per lui per primo, dopo io lo seguirò. Quindi parta la politica. Certamente, devono partire loro a dare il buon esempio. Io non è che rinuncio, a me non do spiegazioni perché per me sono cose incomprensibili. Ma io non di sicuro. Mi sembra un'alternativa del tutto assurda, non sono questi i termini del problema. C'era la diplomazia e questa non ha funzionato fino a febbraio. Ora è molto tardi e queste misure sembra che facciano più male a noi che a loro.